Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa in diretta su Telecolor. Vediamo quali sono i principali fatti di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera e vediamo in alto il caso Epstein che fa tremare l'America, ma soprattutto il presidente Donald Trump. Le mail di Epstein e le accuse sono quello in grado di farlo cadere. Questo avrebbe detto Jeffrey Epstein rispondendo a una mail in cui si parlava appunto di Trump. In questi messaggi si diceva anche che il presidente americano sapeva tutto e visitava la sua casa dove si commettevano gli abusi sessuali. Poi in altre mail diffuse sembra che Epstein lo scagioni scrivendo che Trump non sarebbe coinvolto appunto in queste vicende. I MAGA attaccano, è tutto un complotto dei democratici. E poi all'Europarlamento l'asse tra PPE ed estrema destra sul voto verde. Inedito asse a Strasburgo tra il Partito Popolare Europeo e l'estrema destra. Votano insieme per alleggerire le misure sulla sostenibilità per le imprese. E poi un anno senza Trentini. Il cooperante detenuto in Venezuela, Italia prigioniera con lui. Sabato 15 novembre compie il suo primo anno da prigioniero innocente in un carcere di Caracas. Si torna a parlare dei CPR, si rafforza l'accordo tra Italia e Albania, i CPR appunto albanesi, intesa e polemiche, dai pattugliatori ai cantieri navali, i nuovi accordi. Il leader di Tirana: rifarei 100 volte il protocollo con Roma, appunto Rama che ha incontrato Meloni. I centri per i migranti funzioneranno, il PD invece attacca e dice buttati via milioni di euro per questi centri. Manovra. C'è una novità che riguarda l'oro, tassa agevolata sull'oro per fare cassa. Sarebbe ridotta dal 26 al 12,5% l'aliquota sulle vendite del metallo giallo. La proposta sarà presentata oggi assieme agli emendamenti della manovra e poi prelievo sui pacchi fino a 150 euro. Ancora, vediamo questa foto. Un cold case italiano, si parla della sparizione del giudice Paolo Adinolfi nel 1994, aveva 54 anni, non fece più ritorno a casa. Ecco che dopo 21 anni si riapre una pista. Il giudice è sparito nel 1994, si cerca sotto la casa del jazz i cani molecolari utilizzati per trovare appunto i resti del giudice Adinolfi. Di lui si erano perse le tracce nel luglio 94. Ora crescono le speranze di ritrovare i resti, appunto si scava sotto la casa del jazz a Roma, una villa sequestrata alla banda della Magliana, quindi dopo 30 anni appunto si riapre questo caso. Oggi c'è un'intervista a Romano Prodi, centrosinistra, no al radicalismo, dice servono idee e leader credibili. E poi Schlein mi ha chiamato e le ho ribadito le mie preoccupazioni. Ieri giovedì nero per quanto riguarda il trasporto ferroviario per un incidente, per una donna che è morta sui binari in Calabria, morta sui binari, treni nel caos, ritardi di 8 ore. La morte di questa donna appunto sui binari nella Calabria ha paralizzato la circolazione di mezza Italia. Vediamo la Repubblica di oggi con la manovra, tassa sull'oro. Questa novità che potrebbe essere inserita nella legge di bilancio con l'aliquota che si riduce, si dimezza quasi, emendamento appunto per questa aliquota agevolata su lingotti e monete. Resta il nodo affitti brevi e poi BCE, Italia e Germania non crescono. Dall'Ecofin sì all'anticipo dei dazi sui piccoli pacchi. E poi anche qui vediamo il caso del giudice Adinolfi scomparso il 2 luglio 94.
adesso si scava sotto questa villa che vediamo in questa foto, si chiama la Casa del Jazz, e lì potrebbero esserci i resti appunto del giudice. Sotto la casa del cassiere dei boss si cerca il corpo di Adinolfi. Vediamo in alto lo sport, Musetti eliminato, Alcaraz re del 2025, stiamo parlando degli ATP Finals. E poi invece il calcio, tifo contro gli azzurri che però battono la Moldavia. Ieri appunto la nazionale in campo contro la Moldavia per le qualificazioni ai mondiali. E appunto queste notizie di sport le troviamo anche nel taglio alto della Stampa. Alcaraz stritola Musetti e resta numero 1 al mondo, e poi le qualificazioni appunto ai mondiali, gli azzurri dell'ultimo minuto, ma che fatica in Moldova. Vediamo l'apertura, Musk spaventa l'Italia, state scomparendo, gelo demografico, il post dell'imprenditore con la bandiera tricolore che brucia per crollo delle nascite. Nel 2050 le stime dicono che saremo 4 milioni in meno, e poi le ricadute su PIL e pensioni. Ma vediamo invece cosa succede negli Stati Uniti con il caso Epstein, che continua a tenere banco. Le trame di Epstein incastro Trump e ora il popolo MAGA dubita di Donald, scrive oggi la Stampa. E poi vediamo invece la fotonotizia con Yolanda Renga, la figlia del cantante Francesco Renga e di Ambra Angiolini, racconta: io umiliata e giudicata, ho denunciato chi minacciava di pubblicare mie foto nuda e mi hanno insultata. Vediamo Avvenire invece, la fede guidi la conversione ecologica, l'appello delle chiese alla COP30. Una processione inaugura l'impegno dei credenti. A Belém anche attivisti e indigeni. La soluzione siamo noi. E poi la casa al piano zero, all'assemblea dell'ANCI a Bologna. Uno dei temi è stato proprio quello della casa, dell'emergenza abitativa, ma anche dell'allarme sfratti. I comuni lamentano la mancanza di supporti e risposte dallo Stato, l'appello dei sindaci al governo: misure solo dal 2028 ma servono ora. E poi appunto dicevamo allarme sfratti. Il Messaggero di oggi, ci sono tante notizie. Intanto vediamo in apertura truppe di Kiev, la guerra in Ucraina, truppe di Kiev accerchiate, adesso il Donetsk è verso la resa, scontri in 7 città, Zelensky ai soldati: liberi di ritirarvi. E ancora vediamo aliquote IMU, i paletti del MEF. Un decreto del Tesoro detta ai comuni criteri per diversificare la tassazione sugli immobili, l'IMU, riduzioni per quelle inagibili per qualsiasi motivo, possibili sgravi anche per le case di vacanza. E poi anche qui questo caso che si riapre dopo 30 anni, segreti sepolti sotto la Casa del Jazz, scavi nell'ex villa del boss Nicoletti, si cerca il corpo del giudice Adinolfi, dicevamo sparito nel 1994, di lui non si è saputo più nulla. E ancora la cronaca, una notizia invece di oggi, in realtà un fatto che abbiamo appreso ieri, una mamma che uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola. È successo a Trieste, la donna era in cura in un centro di salute mentale, solo da poco poteva vederlo da sola, però poi c'è stato questo tragico epilogo, appunto la donna ha sgozzato il bambino. E a proposito di bambini, torniamo a parlare del caso di Paolo, quel bimbo che si era suicidato a Latina alla vigilia della ripresa dell'anno scolastico, perché è vittima di bulli. Questa è l'accusa da parte dei familiari. Nella stessa scuola ci sarebbe stato un altro caso. E leggiamo: Latina, nuovo caso di bullismo a scuola del ragazzo suicida, denunce ignorate. Vediamo nel taglio basso altre notizie. Viaggi e ville con i soldi per le coste sarde, 3 arresti. Tra questi anche l'ex direttore dell'agenzia per la loro tutela. 3 persone
tra cui appunto questo direttore, sono state arrestate per aver usato circa 2 milioni di euro destinati alla tutela ambientale per spese personali, viaggi e l'acquisto di ville di lusso. Le indagini della Guardia di Finanza hanno rivelato un sistema di false associazioni no profit e progetti culturali inesistenti per dirottare i fondi pubblici, sequestrati beni per 3 milioni di euro. E poi il fenomeno boom di trapianti di capelli, la moda tra le fashion victim. Questa volta sono le donne, spinte soprattutto dai social e dai nuovi standard estetici, a ricorrere all'intervento per correggere fronte alta o diradamenti. Ancora, per lo spettacolo, Fabrizio Moro che ritorna con un nuovo album, Odio la droga e le serie TV che la esaltano, ha detto al Messaggero, io un miracolato. Il giornale di oggi, vediamo, autostrade, stop ai rincari. Il ministro Salvini scrive ad Aspi, contenete i pedaggi e diteci cosa fate per la sicurezza di chi viaggia, e poi c'è il nodo cantieri lungo tutta la rete autostradale italiana. Anche qui si parla di questo caso, di questa mamma che ha sgozzato il figlio, l'orrore inspiegabile delle mamme assassine, il caso di Trieste, ma c'è stato anche quello di Bergamo. Ancora, vediamo il Sole 24 Ore. Leggiamo via libera ai dazi sui pacchi extra. Unione Europea. L'Ecofin approva la tassa all'import sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Accordo anche sull'obiettivo di anticipare l'entrata in vigore rispetto al 2028. E poi generali, l'utile cresce del 14%, possibile andare oltre i target, i conti del Leone, crescita a 2 cifre e fiducia nella possibilità di superare gli obiettivi del piano del 2027, generali archivi al terzo trimestre, i primi 9 mesi del 2025 con risultati solidi, e riceve l'approvazione degli investitori con un rialzo dell'1,4% a 34,31 euro. Il Fatto Quotidiano, vediamo questa notizia, dopo il referendum si parla di giustizia, Forza Italia prepara un'altra mazzata, dalle carriere togate alla responsabilità civile. Forza Italia già reclama una norma intimidatoria affinché i magistrati paghino di tasca per presunti errori, cioè verdetti divergenti, modello Craxi e Berlusconi, scrive il Fatto oggi. E poi Libero, patacca e martello, riferendosi alla sinistra, l'assalto fascista al liceo di Genova in realtà erano Maranza, sindacalista condannato perché mente su un'azione squadrista, Gratteri legge in TV frasi false di Falcone, lo scoprono ma insiste. E poi 6 mesi da Leone, ma il ruggito arriverà ora. Si parla di Leone XIV, a gennaio il pontificato entra nel vivo. Facciamo una pausa, torniamo tra poco con i fatti regionali e con gli ultimi aggiornamenti dal nostro sito. Seconda parte della nostra rassegna stampa, vediamo adesso i fatti regionali, ripartiamo dal nostro sito siciliaweb.it, vediamo cosa c'è in primo piano, naturalmente l'inchiesta su appalti pilotati. Oggi Cuffaro che si presenta davanti al GIP. Cuffaro è uno degli indagati in questa inchiesta per la corruzione sugli appalti della sanità siciliana, chiesti domiciliari per l'ex governatore che dice fiducioso nella giustizia. Ieri invece è stata la volta del deputato romano, nessuna intercettazione su di me, queste sono state le sue parole. Vediamo la cronaca, scontro con un tir, muore un motociclista, e poi lite tra famiglie, finisce a pistolettate, un ferito, siamo a Palermo nel quartiere di Ballarò. La droga ai pusher arrivava dai poliziotti condannati a 26 e 27 anni. Vediamo ancora più in giù.
Siamo a Catania, Castello Ursino si torna a parcheggiare in piazza. Ricordiamo che l'area del Castello Ursino era diventata un'isola pedonale, quindi per diverso tempo non si poteva più transitare né parcheggiare. Divieti di sosta non rispettati, la denuncia di Sinistra Italiana. E poi vediamo ancora: alla vista degli agenti fugge e si schianta, grave 19enne a Caltanissetta, finito contro un palo, è stato ricoverato al Cannizzaro di Catania. Queste alcune notizie oggi naturalmente sul nostro sito siciliaweb.it. Torniamo invece adesso alle prime pagine. Vediamo cosa scrivono i quotidiani regionali e allora ripartiamo da Repubblica Palermo. Cuffaro si sfoga con i carabinieri e mette nei guai gli alleati. L'ex governatore parla con i Ross il giorno dopo la perquisizione. Caltagirone l'ha voluto, Forza Italia. La gara all'ASP di Siracusa accelerata grazie a Romano. Il concorso, ho fatto una minchiata, avrebbe detto appunto l'ex governatore in queste intercettazioni. E poi ancora vediamo Mondello, stop antimafia per la società dei Genova. Il prefetto di Palermo ferma la ditta edile che lavora a tempo pieno per la Italo-Belga, la società di gestione della spiaggia di Mondello. 2 giorni fa ha firmato un'interdittiva antimafia per la GM Edil SRL, che ha come amministratore unico Rosario Genova, il fratello di Bartolo, capomafia di Resuttana. Le parole di Savarino: attendiamo le indagini, nessun timore verso l'Italo-Belga. Così appunto Giusy Savarino, assessore al territorio, sui provvedimenti da adottare se fossero accertate infiltrazioni mafiose all'interno della concessionaria di Mondello. La fotonotizia nel taglio centrale: vediamo Silvio Orlando, l'attore protagonista del Teatro Biondo con i ciarlatani, dice: il teatro è la mia normalità, il successo non ha spento l'ansia. E poi vediamo questa notizia: festa dell'esercito, l'ira del garante, bimbi non tutelati. C'è chi chiede, appunto, il garante per la tutela dei minori chiede appunto che i bambini non facciano visita, non vengano portati in luoghi dove si esaltano le armi e la guerra. Rifiuti in un mese, 10.000 multe con le telecamere a Palermo. E sempre a Palermo, negozianti ostaggio dei cantieri, il comune che avvia i risarcimenti. Andiamo a vedere alcune di queste notizie, partendo naturalmente dall'apertura: Cuffaro che si sfoga con il Ross, la gara dell'ASP accelerata da Romano. I PM depositano una relazione con le dichiarazioni del leader della DC. Io ho solo fatto qualche leggerezza. Oggi è il giorno forse più importante tra i vari, insomma, che hanno visto comparire davanti al GIP questi indagati di questa inchiesta. Il giorno più importante perché appunto verrà ascoltato l'ex governatore siciliano. Ieri invece è stata la volta del parlamentare di noi moderati che ha detto: non c'è stato alcun patto tra me e questi signori. Ieri ha parlato anche l'ex direttore generale dell'ospedale Villa Sofia Colletti, che respinge le accuse dei magistrati. E poi vediamo sull'altra pagina il silenzio degli alleati, tutto resta fermo in attesa appunto che parli Totò. Bocche cucite a Palazzo d'Orléans e all'Ars, lavori paralizzati aspettando gli sviluppi giudiziari. E qui vediamo il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, che sta conducendo questa inchiesta. Torniamo alla pagina precedente perché c'è una proposta
Multate chi si fa raccomandare una legge contro le spintarelle. L'idea dell'ex capogruppo dell'UDC Rudy Maira è stata raccolta da Ismaele Lavardera, che la porterà all'ARS, ma ci sono insomma un po' di dubbi su come formulare questa multa. Cambiamo argomento, andiamo a vedere quest'altra notizia sempre dalla prima pagina. Bambini al villaggio dell'esercito, il no del garante dell'infanzia. Terragni boccia l'iniziativa svolta a Palermo a ottobre, sono colpita da quelle immagini. La lettera arriva in risposta a una rete di associazioni che chiedono lo stop all'esaltazione delle armi. E qui vediamo appunto una delle immagini che ha fatto saltare dalla sedia il garante, un bambino con il bazooka al villaggio dell'esercito appunto allestito a Palermo. La denuncia: andavano prese più precauzioni, dietro quelle scene un immaginario presentato come normale e innocuo. E poi, a proposito sempre di questo tema, la protesta degli studenti da Palermo a Catania, più scuole, non basi militari. Ieri sit-in davanti alla sede del rettorato a Piazza Marina. A Palermo il comune è pronto a risarcire le imprese ostaggio dei cantieri. L'amministrazione La Galla ha stanziato 50.000 euro proprio per aiutare quei commercianti, quegli esercenti che sono stati penalizzati dai troppi cantieri in città e quindi hanno visto diminuire i loro affari. Ma la Confcommercio resta critica. Di Dio, risorse esigue e tempi ristretti, sembra vogliano scoraggiare l'invio appunto delle domande per ottenere questi ristori. Il sindaco di Palermo parla di segnale a chi contribuisce alla vitalità produttiva e commerciale della città. Intanto, sempre a Palermo è lotta agli incivili, la guerra dei rifiuti con le telecamere, 10.000 multe al mese. Sono 40 le postazioni, obiettivo della RAP in città. Le postazioni video della RAP in città, l'obiettivo è installarne un centinaio con gli introiti delle contravvenzioni. La Sicilia di oggi, vediamo intanto il ricordo di questa ragazzina, Laura, che era stata uccisa dal padre nel catanese. Nel nome della madre, la battaglia di mamma coraggio, mia figlia fu uccisa dal padre. Laura va ricordata col mio cognome, come già riconosciuto ai fratelli. E poi l'inchiesta che vede coinvolto tra gli altri Cuffaro, Pippi, Purra. Ne abbiamo 4.000 le mani di Cuffaro anche sui precari. Oggi l'ex presidente dal GIP, sentito invece ieri Romano. Il salasso di Natale ancora caro voli, già quasi finiti i biglietti a prezzo fisso, la guida per risparmiare. Intanto andiamo a vedere questa notizia dalla prima pagina. Un nuovo cognome per Laura, uccisa dal padre, porti il mio. A 11 anni dall'omicidio avvenuto a San Giovanni La Punta, ricordiamo, nel catanese. La madre tenta di dare il proprio alla figlia morta e la vediamo in questa foto con la figlia e poi sopra i 3 fratelli Zizzo. Una storia che aveva scosso molto la comunità. Un'altra figlia appunto si era salvata dalla furia di questo padre. E poi a Piazza Armerina, a proposito di giovani che hanno perso la vita, non ci sono però dubbi, in questo caso l'Arimar non è stata uccisa, è morta per impiccagione. La Procura dei minori di Caltanissetta che già da diverse settimane ha depositato sulla scrivania del procuratore Rocco Cosentino gli esiti dell'esame autoptico, insomma i periti hanno depositato appunto gli esiti dell'esame autoptico, non hanno dubbi, la ragazzina si è uccisa, si è suicidata. Ancora la cronaca
A Ballarò, sparatorie e sangue, rissa tra famiglie, 3 arresti. A Fare da Miccia lo scorso settembre una lite tra donne, un uomo ferito finì in ospedale, fu operato, esplosi diversi colpi, turisti e residenti in fuga. Vediamo la prima pagina della Sicilia, di Palermo. E troviamo appunto questa notizia: Far West, scrive la Sicilia, Ballarò, 3 arresti dopo gli spari, ma poi vediamo anche le altre notizie, appunto cantieri in città, arrivano i mini ristori da parte del comune e poi più passeggeri verso l'aeroporto, la regione compra 9 nuovi treni, la giunta regionale ha stanziato circa 189 milioni per i convogli elettrici. La prima pagina di Catania, invece vediamo Ciminiere, presto i super periti, acquisiti anche atti del cantiere dopo il rogo che ha devastato una parte appunto del centro fieristico. Oggi arrivano gli uomini del nucleo investigativo antincendio. Cambiamo quotidiano, guardiamo il Giornale di Sicilia, apertura dedicata a Cuffaro, parola alla difesa, oggi dal GIP che dovrà decidere sull'arresto Romano Canea contro di me. E poi maggioranza lunedì, vertice con Schifani ma senza la Democrazia Cristiana. Anche qui si parla di caro voli. Torna il Natale col caro voli, 600 euro dal nord alla Sicilia. Bonus regionale in vigore per i residenti, difficoltà però per i turisti. Il record è stato toccato dal Torino-Catania, alle stelle pure le tratte su Palermo durante le feste che sono attorno ai 400 euro. Vediamo l'ultima prima pagina, vediamo la Gazzetta del Sud. Romano, ieri sentito dal GIP, mi avete già condannato, l'ex ministro contro la fuga di notizie, oggi è la volta di Totò Cuffaro. Naturalmente vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso dei nostri telegiornali. La rassegna stampa termina qui, grazie per averci seguito, ritorniamo naturalmente domani mattina. Una buona giornata a tutti voi.